Il Dipartimento regionale della Protezione Civile, tramite il suo direttore Salvatore Cocina, ha voluto promuovere e organizzare centinaia di manifestazioni, prove di evacuazione, sia nelle scuole che negli edifici pubblici. Ha quindi invitato i comuni, le associazioni di volontariato e gli enti a organizzare degli eventi volti a ricordare, e in provincia di Agrigento ha raccolto l'appello dei comuni di Sciacca e Palma di Montechiaro. Nella città del Gattopardo il sindaco Stefano Cassillino ha organizzato nella giornata di ieri decine e decine di mezzi della Protezione Civile regionale con delegazioni giunti da diversi comuni dell'Agrigentino. Le pattuglie della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza hanno sfilato per le vie della città, da Piazza Bonfiglio fino alla Chiesa Mare, dove la banda musicale Bellini ha eseguito il brano del silenzio e subito dopo l'inno nazionale. Abbiamo risposto presente all'appello del nostro direttore generale della Protezione Civile, ingegnere Salvo Cocina, che ci ha chiesto e ci ha ricordato di ricordare quell'immane tragedia che colpì più di 100 città della Val di Noto, causando innumerevoli vittime e incalcolabili danni. Oggi, grazie ai volontari non solo del Comune di Palma ma anche di Raffadali, Camastra, Licata, Agrigento, spero di non dimenticare nessuno, e alla presenza delle forze dell'ordine, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Capitaneria di Porto, sia di Porto Empedocle che di Licata, e con tutti i mezzi della Protezione Civile e delle forze dell'ordine abbiamo ricordato per le vie della città, grazie anche all'ausilio della nostra banda musicale, abbiamo ricordato quell'immane tragedia. Il percorso si è chiuso sotto la nostra scalinata. Le note del silenzio hanno toccato i nostri cuori, ci siamo commossi mentre le ascoltavamo, e poi seguito dall'inno nazionale, che poi è la nostra speranza e il senso di appartenenza a uno Stato che abbiamo l'onore di servire. E in questo contesto ci complementiamo e diciamo grazie a tutte le forze dell'ordine per il loro operato, e in particolare ai Carabinieri che ancora una volta in queste ore si sono distinte per un'operazione grandiosa. Mi sono sentito anche con il comandante Stingo e ringrazio i Carabinieri, ma ringrazio in generale tutte le forze dell'ordine per il loro prezioso aiuto, perché se possiamo guardare a un futuro diverso, un futuro radioso per la nostra terra, dobbiamo dire grazie alla volontà di Dio, perché come me è credente, ma anche al loro immancabile e prezioso sostegno che ci consente di operare nella massima serenità. Amiamo la nostra città, amiamo Palma di Montechiaro, amiamo la Sicilia, amiamo l'Italia. Oggi non potevamo non ricordare questi nostri concittadini che più di 330 anni fa hanno perso la vita, che quel sacrificio non sia stato mai vano, perché l'attenzione non deve mai calare in un territorio come il nostro, che tra dissesto idrogeologico e il rischio sismico è molto fragile.